Schengen è un patto per la libera circolazione delle persone. Questa convenzione permette ai cittadini dei paesi firmatari di spostarsi di paese in paese senza dover affrontare frontiere o dogane. Ma ecco subito alcune curiosità che forse non sai sul patto di Schengen. Numero 1. I paesi che hanno aderito al patto di Schengen sono 22 e comprende un'area di 26 stati. 4 stati che non hanno firmato hanno però tolto le frontiere e le dogane, quindi è come se fosse un unico stato con il paese firmatario e quindi non è presente frontiere, quindi è possibile attraversare. Le frontiere invece sono state riprese dal confine opposto dove non sono presenti i paesi col trattato di Schengen. Numero 2. Il trattato di Schengen crea numerosi problemi alle polizie. I casi più recenti sono quelli legati all'immigrazione clandestina. Curiosità numero 3. In virtù del principio di sicurezza nazionale, uno Stato è libero di chiudere temporaneamente e quindi di non attuare il trattato di Schengen, come la Francia ha scelto di fare con l'Italia nel confine di Ventimiglia. Il trattato di Schengen è un trattato che è presente da 24 anni, entra in vigore per la prima volta nel 1995, anche se l'Italia abolisce i controlli alle frontiere soltanto a partire dal 1997. Curiosità numero 5. Secondo i dati della Commissione europea, nel periodo che va dal 2006 al 2018, i trattati di Schengen sono stati sospesi per almeno un centinaio di volte. Secondo le stime dell'Unione Europea, abolire il trattato di Schengen sarebbe un problema economico non da poco. Infatti costerebbe circa 20 miliardi di euro ristabilire le frontiere, più un mantenimento ad anno che si gira intorno ai 2 miliardi di euro. Senza considerare che va esattamente contro all'idea del libero commercio. In Europa infatti la maggior parte delle merci, circa il 70%, si sposta su asfalto. Il video è finito, io ti ricordo che per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina web www.veroneconomia.it. Se il video ti è piaciuto lascia mi piace e iscriviti, se il video non ti è piaciuto commenta perché la nostra redazione cercherà di risponderti il più rapidamente possibile. Io sono Emanuele Zumerle, un saluto e a presto.